qualcuno non piace perché dice ma commemorate la guerra. No, vogliamo far conoscere la guerra per amare un pochino di più la pace, se siamo capaci. Il Veneto è uno dei punti centrali, quindi poiché oggi fa una riflessione anche degli impegni del programma che vuole portare per il ricordo di questo avvenimento che segnò una rottura nella storia dell'umanità, una guerra così come la prima guerra mondiale, mai vista sotto tutti i punti di vista, una guerra che coinvolgeva totalmente il paese. Sono contento di esserci oggi, discutere un po', vedere il programma, in modo che possiamo anche combinare anche delle iniziative nel corso di un tempo abbastanza lungo che abbiamo di fronte, anche con la Regione, qui con quello che fanno in Regione, perché noi seguiamo un po' tutta la vicenda di carattere nazionale come Comitato Storico Scientifico per queste ricorrenze. Quindi del resto poi il luogo in cui oggi facciamo questi incontri è straordinariamente bello, questa villa veneziana qui tra le campagne del Padovano, quindi una cosa positiva.